Eccoci ragazzi, buongiorno. Oggi in Quei di Meduno, che ci ha visti ospiti per innumerevoli giri bellissimi. Giornata spettacolare oggi, ma naturalmente oggi questo comprensorio ci offrirà l'opportunità di scoprire territori nuovi. Cosa facciamo in particolare, Davidone? Sì, allora oggi è un giro di fatto inedito, credo per tutti. Allora andremo su al Monte Chiarandate, sopra Meduno. Di fatto gireremo attorno al monte per poi discendere al borgo di Barbeadis. È un borgo di fatto semi abbandonato, molto caratteristico, molto bello. Continueremo a scendere per poi visitare alcuni borghetti, alcune case che si affacciano sul lago di Redona, che offrirà una bellissima vista. Dopodiché ci sposteremo a Navarons per visitare dei luoghi di diciamo indipendentisti, persone che hanno lottato per l'unità d'Italia, Chiamiamoli così, i redentisti, per poi spostarci sopra il Colle Maggiore, che di fatto dà uno squarcio sul paese di Navarons, e da lì scendere a Navarons di nuovo per poi ritornare a Meduno. quindi anche questa volta ci sarà un saliscendi, Sì, con esatto. qualche portage non di estrema difficoltà. Esatto. Spintage, Ecco. più che portage. Quindi è ora di partire. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just Oh ragazzi, siamo arrivati a Forca Granda e purtroppo abbiamo dovuto constatare che i muscolari sono inferiori agli elettrici. Guardate qua quanti ne abbiamo di elettrici: 1, 2, 3, 4. Qua 5! oggi ci sarà da sudare, però il grande Marco ha promesso che chiuderà la batteria, vero? No, già chiuso. Cioè già chiuso. Ok ragazzi, ripartiamo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati in uno dei primi balconi bellissimi panoramici che si affacciano sulla pianura attorno a Meduno, e qui abbiamo in primo piano, Davidone, questo bellissimo Abbiamo monte il re, elevato. il re dei monti qui in zona, il Raut. Bellissimo. Abbiamo poi Frisanco, Pofabbro, Casassola qui sulla nostra sinistra. Qui abbiamo trovato il signor Oscar, che assieme alla moglie è proprietario di questa bellissima casetta, dai, Sì, su questo ex balcone stalla. bellissimo. E cosa ci racconta? Qualche curiosità interessante? Beh, innanzitutto allora, dove si trova questa? Qui siamo in comune di Tramonti di Sopra, no? La località è località Stalle Cereis. Cereis. No? Ma in realtà la monte non è Cereis questa è Chiarandate. Chiarandate. Perché Cereis è la montagna che è più a valle. di là, Ok, va bene, dove però sei- il nome ha mantenuto È Cereis. mantenuto, infatti lì sopra che ho fatto la fotografia con tutte le montagne, però c'è scritto località Stalle Cereis, Ah, ok. e si trova anche su, Sì. su Google Maps. Ok, da ok. capire. E adesso Oscar ci fa vedere l'interno, come è stato sistemato. Che bello, che meraviglia, caspita. La coppia dei signori Picco con la signora Manuela e il signor Oscar. Bellissima dimora. E poi un'altra curiosità, e c'è da dire che adesso la vedete così, ma una volta, Oscar, com'era? Allora, 30 anni fa dovete vedere una cosa simile a questa, Ecco, solo con un po' di tetto diroccato, però la situazione era questa, non c'era neanche la strada, ok. si saliva da Barbeades a piedi, direttamente a sentire. la strada è stata fatta dopo, e quando è venuta la strada si è potuto mettere a posto tutto quanto.
come si fanno a suonare le primule. Il maestro Cherandini fa suonare anche le prime. Che roccia, si è fatto rotolare. Un rametto attaccato, è roba. Adesso andiamo a visitare, pensa, stavano qua, guarda qua era tutto coltivato. Che bello! Percorrendo i sentieri della Val Meduna è facile imbattersi nella presenza silenziosa di strutture ormai divenute fossili del paesaggio, testimoni di una storia che un tempo era profondamente legata allo sfruttamento e alla trasformazione del territorio. E qua in questo rudere che probabilmente sarà stato lasciato in che anni, che periodo? Dagli anni 60. Anni 60, quando ancora la provincia di Pordenone non esisteva. Infatti si può leggere qua provincia di Udine in questi vecchi coppi, ed è qualcosa che rincara la suggestione di questi bellissimi posti. Che è successo? Disco. Torto? Qui ragazzi, mali estremi, estremi rimedi, pinze sul disco che non è proprio il massimo per la salubrità dei freni. Qua c'è un pezzo che necessariamente bisogna fare a piedi. In origine forse era un sentiero, ma adesso è una via di mezzo tra un greto di un torrente. Ci sono dei resti di scale, decisamente poco raccomandabile farlo in bici. E qua alla scoperta di nuovi borghi, quindi ne abbiamo trovato un altro bellissimo che è un po' rimesso a posto in alcune parti. E dove siamo qua, Davide? Allora, siamo a Barbeadis, queste sono le case più alte, forse messe peggio, no, in realtà un po' tutto il borgo è semi abbandonato, non è abbandonato completamente. Diciamo che almeno i discendenti dei primi abitanti hanno cercato di mantenere e custodire gelosamente questo patrimonio in questo comprensorio che regala sempre dei discorsi bellissimi.
borgo di Barbeadis, attivo sin dal Settecento e legato ad agricoltura, allevamento e uso del bosco, entrò in declino nel secondo dopoguerra con la costruzione dell'invaso del lago di Redona. L'allagamento del fondovalle fece scomparire campi e infrastrutture. Il borgo, pur non essendo sommerso, perse il suo rapporto con il territorio circostante. Questo portò all'abbandono progressivo da parte delle famiglie e al rapido spopolamento della borgata. Oggi, tuttavia, il borgo sta lentamente tornando a vivere grazie alla passione e alla volontà operosa di alcuni abitanti che con cura ed dedizione stanno recuperando e risanando diverse strutture, contribuendo a far rivivere questo luogo. Tra l'altro abbiamo notato, Davidone, delle antiche iscrizioni, addirittura con caratteri romani, vedo là, 50, sì, no? Ci sono dei numeri, anno domini, probabilmente la data di fondazione oppure di ristrutturazione di questa casa, non saprei quale. Okay. Pensavamo fosse una cappelletta, invece ci sono solo immagini sacre, che comunque potrebbe essere interessante come ritrovo spirituale per meditare, pregare. Rigorosamente il watercloset esterno come si usava una volta. Speravamo di trovare il proprietario di questa bellissima casa ristrutturata, tra l'altro si chiama Davide come il nostro Davidone, ma non riusciamo a trovarlo. Beh, un flow così non l'avevo mai fatto. E qua apparentemente ci siamo fermati in un altro borgo abbandonato naturalmente, forse anche questo qua negli anni, fine anni 70-80, che però nasconde qualcosa di suggestivo, di interessante. Sì, che sì. cosa, Davidone? Ma allora diciamo lì c'è un bellissimo arco sicuramente precedente, forse sarà settecentesca l'origine diciamo di questo borgo, e tra poco vedremo una piccola grotta. Un piccolo pipistrello. Ok, andiamo a vedere, a scoprirlo. Una nicchia relativamente recente, però sprovvista del santo protagonista, che chi lo sa che fine avrà fatto. Vecchia cucina economica. Straordinario. Ho trovato il pipistrellino, illuminiamolo, che sta dormendo. È l'invernazione, è il periodo di questo. Ok. Frigorifero non ce n'era e quindi l'unica soluzione era quella di aspettare le grandi nevicate invernali, costipare la neve dentro a un pertugio naturale e dopo sfruttare il fresco nelle calure delle estati più arse. Che spettacolo! Qua ragazzi si può proprio dire quel ramo del lago di Redona. Guardate che spettacolo davanti a noi che si è aperto, bellissimo. E qua a Davidone si vedono dei borghi. Sì, qui abbiamo la Val Silisia, una valle selvaggia laterale della Val Meduna, della Val Tramontina.
Oh. E qua siamo arrivati al borgo di Navarons, che è il paese d'origine di Novella Cantarutti, la famosissima scrittrice. Infatti hanno tappezzato le sue immagini lungo il paese. Al di là delle famosissime poesie di Novella Cantarutti abbiamo anche altre curiosità. Davidone, cos'è abbiamo notato? Sì, allora questo qui è un paese salito alle cronache nel 1864 grazie a Antonio Andreuzzi, un dottore che all'epoca fu il protagonista di un moto rivoluzionario contro gli austro-ungarici qui a Navarons. Lui era in contatto con Garibaldi, Mazzini, è una storia straordinaria. In realtà fallì, quindi si dovettero nascondere nelle caverne, nelle montagne, nei dintorni per poi riunirsi con altri rivoluzionari a Bologna. L'acqua di Navarons non ha eguali. Gli elettrici ci stanno dando il fumo. C'è chi spalleggia e c'è chi spinge. Qui c'è il tetto assai alto, molto strano, è una specie di magazzino. Buongiorno! Non so a voi, ma a me queste casere isolate, ormai diventate pochi ruderi, affascinano moltissimo. Veramente sono sempre emozionato quando arrivo in questi posti. Pensate quante storie potrebbero raccontare questi ambienti in questo angolino accanto al fogolar negli inverni più freddi, attorno al fuoco, le storie che i vecchi raccontavano magari ai piccoli bambini. Per fortuna Andrea spiana un po', così i muscolari prendono un po' di fiato. Esatto. Sarà dura perché non è mica finita. Qua ragazzi, in questo tratto io spalleggio perché mi torna più comodo. C'è il prode Roberto Cantarutti che spinge, ma meglio spingere. Effettivamente qui le pendenze non sono esagerate, però con la muscolare è impossibile. Guadagnata la cima del Quel Mayor a fatica sia i muscolari a piedi e spalleggiando la bici che gli elettrici che l'hanno pedalata tutta praticamente, quindi quasi tutta tranne qualche rampetta. Qui in questo Quel Mayor abbiamo un anfiteatro bellissimo, guardate che spettacolo. Questo è il massiccio del Monte Raut, parte da laggiù e chiude praticamente al lago di Redona. Ok. Queste anticime. Beh ragazzi, a questo punto che dire, un po' di relax meritato ci sta, il sole è quello primaverile che già comincia a scaldare e a abbronzare. Guardate il Denis che è già rosso come un gambero.
Qua ogni 200-300 metri trovi sempre qualche sorpresa come questo bivacco carino. Qua a Pagura cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato il Cristo di Colmaor, Colmaor. posto su questa roccia ad abbracciare il borgo su iniziativa degli alpini di Navarons. Cosa sta proteggendo Navarons, il borgo di Novella Cantarutti e la valle limitrofa, bellissimo. Questo presumo sia l'ultimo bivacco che visiteremo oggi prima della discesa. Vediamo quanto accogliente è. Mi sembra che sia anche questo qua molto accogliente, con 4 posti letti. È una cosa interessante che abbiamo trovato il libro di bordo, si dice così, di questo bivacco, che riporta la data, Davidone. La data di fondazione del 97, guardate, è raro trovare i diari, diciamo, del rifugio, ma guardate, è incredibile, arriva fino al giorno d'oggi. Troppo bello. Bellissimo. Bello.
Eccoci ragazzi, ritornati a Meduno per questo giro stupendo che ci ha portato a visitare altri borghi, sempre in questo comprensorio, e naturalmente fatto pregustare dei sentieri spettacolari. Almeno per me sono stati veramente entusiasmanti. Ma sentiamo, raccogliamo un po' di commenti a caldo così appena fatto il giro. Mi è piaciuto molto sto giro, perché c'era il Davidone che ci ha portato in questi borghi che abbiamo praticamente messo assieme lo sport e la cultura. Molto bello, bravo Davidone. È un bel giro, sono d'accordo, ma si fatica tanto, veramente tanto, bisogna entrare nell'ottica che sarà tanto da spingere e quando arriverai sopra sarai quasi stremato. Sembra di no, però è così. Stupendo, è così. No pain, no gain. A dire il vero lo potrei consigliare vivamente a chi ha l'e-bike, perché la salita si fa quasi tutta pedalando. Per i muscolari invece bisogna spalleggiare e spingere, quindi è un po' faticoso, bisogna dare atto. Confermo, ho spinto parecchio. Devo dire che questa volta hai ragione al 100%. Muscolare o colibacche? Il muscolare ovviamente. Ah, dai. Ecco, che dire, se vi è piaciuto il giro e volete seguire altre avventure del Friuli Bikers NTB Group, seguiteci sul canale YouTube. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.